Sì, 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 sì. Buonasera, buonasera, incominciamo? Sì. Benvenuti e benvenute al secondo incontro pomeridiano dello Young Thinkers Festival Treviso e Ischia. Questa serata porta il titolo Arte, musica e nuove tecnologie, quindi avrete notato che potremmo dire che in questa serata non c'è la filosofia. Il titolo non propone infatti una domanda prettamente filosofica, tipicamente filosofica, come rigorosamente filosofi non potremmo definire i relatori che avrò piacere di presentare a breve. Tutto ciò non significa però che questa serata non sarà filosofica. Innanzitutto il contesto in cui si svolge è quello di un festival dei pensatori, che intende dare spazio a un dialogo intergenerazionale e tra le discipline. E se, come ci ha ricordato ieri sera Umberto Curi, la filosofia è dialogo tra più soggetti, ecco emergere innanzitutto il primo tratto filosofico di questo incontro, il fatto di essere un dialogo tra discipline e tra soggetti. Scopriremo insieme come si instaurerà questo dialogo, dando la parola ai relatori di questa serata, Paolo Troncon e Angelo Orcalli, che ora vengo a presentarvi. Paolo Troncon è compositore, pianista ed esperto di analisi musicale. È direttore del Conservatorio di Musica di Castelfranco Veneto e insegna composizione e analisi musicale. È stato direttore del Conservatorio di Vicenza, presidente del Consorzio dei Conservatori del Veneto e della Conferenza Nazionale dei Direttori dei Conservatori di Musica, ed è ora membro del Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale. È stato il direttore artistico di importanti festival e concorsi, tra cui ricordo il Festival Finestre sul Novecento, il concorso di esecuzione pianistica Premio Città di Treviso, il concorso europeo di composizione pianistica Malipiero e la stagione concertistica Chiave Classica. Da anni conduce attività di ricerca. Nel 1991 ha fondato la rivista Diastema, che ha diretto per 13 anni, ed è autore di saggi e curatore di testi riguardanti l'analisi musicale, la composizione, l'interpretazione musicale, anche con attenzione all'utilizzo di strumenti elettronici, la didattica, la musicoterapia, la musicologia e la stampa di composizioni inedite e di opere di autori contemporanei. Ha svolto attività concertistica come pianista dal 1980 al 1996, in duo pianistico, duo con violino, formazioni cameristiche come accompagnatore di cantanti e cori, in particolare con repertori di musica del Novecento. È autore di musica pianistica, cameristica e corale. Le sue composizioni, alcune delle quali utilizzate per mostre, film e spettacoli teatrali originari, sono edite da Pizzicato, Ensemble Novecento, Festival Organistico Città di Treviso e altre case editrici. Angelo Orcalli invece è stato professore ordinario di musicologia all'Università di Udine. Attualmente, chiamato dalla stessa università, tiene il corso annuale di Sistemi editoriali della musica alla magistrale in comunicazione multimediale e tecnologie dell'informazione del Dipartimento di Matematica e Informatica. Dal 2010 insegna musicologia al master interdisciplinare Sciences et Technologie presso la Sorbonne Université e Paritech di Parigi. Ha fondato nel 1995 e diretto fino al 2018 il laboratorio universitario Mirage, specializzato nel restauro audio e nell'edizione critica di opere musicali del Novecento. Ha realizzato edizioni di opere musicali elettroniche e miste per la RAI di Milano e per le edizioni Universal Ricordi. Ha collaborato e realizzato progetti con numerosi centri di ricerca e istituzioni internazionali. È stato professore all'Università Paris 8 nel 2011 e nel 2012-2014 docente al Master Cinéma Audiovisuel Archive et Musique all'Università Parigi Est. Nel 2010 ha fondato la collana Quaderni del Laboratorio Mirage, LIM Milano. Ha pubblicato per editori italiani ed esteri libri e saggi sulle teorie musicali dell'Ottocento e del Novecento in Europa e sui compositori del Novecento. Ha scritto numerosi articoli accademici sul rapporto tra musica, scienza e tecnologia. E tra le sue ultime pubblicazioni ricordiamo in particolare il saggio Tempo, Numero e Gesto, sorgenti di creatività musicale nel XX secolo, il testo Niccolò Castiglioni, Un musicien en hiver et Tintratian,
edito dalla casa editrice parigina Edam Musice nel 2021, e il volume collettaneo La musica nella gabbia della modernità, profili di compositori italiani, pubblicato da Lim nel 2021. Prima di addentrarci dunque filosoficamente tra arte, musica e nuove tecnologie, lascio la parola per un saluto a Luigi Verotarca, docente onorario di filosofia teoretica presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e direttore scientifico dello Young Thinkers Festival, che questa sera discuterà con i relatori. Grazie, buonasera. Brevemente, solo per dare un caloroso benvenuto agli amici Paolo Troncone e Angelo Orcalli in questa serata. La dottoressa Bona ha già detto molto bene del rapporto tra filosofia e non filosofia, tra virgolette non filosofia, cioè di come le varie discipline si intreccino. Adesso lo vedremo, spero, meglio. Aggiungo solo questa cosa, abbiamo qui oggi due personaggi, come avete sentito, di livello internazionale che stanno però qui in zona Treviso, e volevo sottolineare questo, la speranza nostra, mia, ma penso di tutti noi, anche quella che il festival costituisca, oltre che un momento eccezionale di incontro, di conferenza, però come dire estemporaneo, il luogo in cui si possa creare un territorio pensante che appunto intrecci insieme tutte le varie discipline. Ecco, spero che questa sera possa essere anche l'avvio di un'esperienza di questo genere. Dunque, grazie ai relatori, ripasso la parola alla dottoressa Bona che poi guiderà la serata. Grazie. Io non rubo altro tempo, do subito avvio a questa serata e passo la parola al professor Paolo Troncone. Prego. Grazie. Allora, parlando di musica non si può che fare filosofia. Non sono filosofo, ma sarà difficile non toccare alcuni temi che sono cari da secoli alla filosofia. Cercherò di trattare un po' il tema della bellezza e la musica, l'arte, cioè un po' come parlare dell'esistenza di Dio, ecco. In poco tempo, però insomma qualche spunto penso di darlo. No, noi spesso parliamo di argomenti che non conosciamo, insomma, mi viene in mente i buchi neri, i buchi bianchi, ecco, Rovelli ci spiega cosa sono. Però da secoli parliamo di cose che conosciamo benissimo. Ecco, il concetto di bellezza, in fin dei conti, chi non conosce cos'è la bellezza, o forse crede di conoscere cos'è la bellezza. È chiaro che stiamo parlando adesso di un concetto che per un artista nel campo artistico è un fine primario e quindi è un tema molto caro a tante discipline, chiaramente all'arte particolarmente. No? Come italiani abbiamo piena consapevolezza di vivere, non abbiamo piena consapevolezza di vivere attorniati della bellezza, la bellezza delle opere artistiche, no? La bellezza dei paesaggi. Ce ne rendiamo conto quando andiamo all'estero della differenza che c'è tra quello che noi possediamo e invece altri paesi meno dotati. La bellezza invade la nostra vita quotidiana in maniera indissolubile e anche se non ce ne accorgiamo condiziona la nostra esistenza e le nostre scelte di vita. Capire la bellezza quindi non è solo un atteggiamento speculativo, ma un modo di vivere e di essere. La riflessione sul concetto di bellezza accompagna l'uomo da secoli. Il bello si associa a diverse categorie. Parliamo di bellezza nella natura, compreso l'uomo, o la natura vegetale, la bellezza del paesaggio, la bellezza delle opere artistiche, anche bellezza di concetti in termini filosofici, teologici, anche matematici, la bellezza dei numeri primi, si usa questa parola. La riflessione sulla bellezza riguardante i prodotti dell'ingegno umano e delle tecniche negli ultimi secoli, diciamo da Kant in poi, è stata fondamentale stimolo anche per lo sviluppo della creatività in campo artistico. C'è un connubio strettissimo tra la musica, l'arte e la filosofia. Tutti noi, avendola già esperita, abbiamo in maniera naturale un'idea della bellezza. Nel linguaggio quotidiano facciamo spesso uso di aggettivi che rimandano a questo concetto. No? Ho cercato in internet, ho trovato un sito che ha catalogato 688 aggettivi riferiti alla bellezza, che ne so, incantevole, magnificente, meraviglioso, splendido, armonioso, equilibrato, proporzionato. Ma pongo alcune domande, così, a cui non so rispondere perfettamente. Dove risiede la bellezza, dentro di noi o fuori di noi? Per esempio, una composizione musicale può essere bella anche per un sordo?
la bellezza di un quadro esiste anche per un non vedente? L'arte è finalizzata solo alla bellezza? Per esempio, nell'arte incide il ruolo dell'economia, del mercato, più magari della bellezza? Domanda essenziale. La bellezza è necessaria? Quante volte sentiamo, sì, con l'arte non si mangia, con la musica non si mangia, cioè in sostanza si può fare anche a meno dell'arte e della musica. Come si giudica la bellezza artistica? Un esempio per i giovani, non so, X Factor, Amici, così. È un esempio che rappresenta un modello valutativo? No, tantissimi artisti sì, oggi diventano famosi andando a queste trasmissioni. A queste domande tradizionali, su cui la filosofia si è a lungo interrogata e si interroga, no, oggi ne aggiungiamo altre due domande da $1 milione. Qual è il ruolo della tecnologia nell'arte e nella musica? Come influenza la tecnologia il nostro giudizio sul bello, sulla bellezza? E ancora, l'avvento dell'intelligenza artificiale, no? Tutti voi conoscete, no? ChatGPT, no? Allora, questo è un esempio abbastanza così, molto conosciuto, ma insomma, si fa molto di più nel campo dell'intelligenza artificiale. Ma allora questa intelligenza artificiale sarà in grado di modificare nel prossimo futuro, oltre alla nostra vita quotidiana, perché questo è indubbio, no? Anche il nostro modo di pensare, di creare, di insegnare l'arte e la musica? Adesso entro dentro l'argomento che più, insomma, dove sono più competente, cioè la musica. Tra le arti la musica è forse la più evanescente, la più volatile, la più ineffabile, ma forse proprio per questo è la più universale. La musica è un linguaggio, sicuramente è un linguaggio, ma non fa uso di parole, non usa concetti per esprimersi. La musica non si vede, non si tocca, però esiste come. Nessuno può dubitare dell'esistenza. Lo stesso oggetto, la componente primaria della musica, che sarebbe il suono, dal punto di vista fisico è molto diverso da quello che percepiamo. Ciò che noi udiamo, infine, è un prodotto del nostro cervello. Una composizione musicale cambia ogni volta che viene riprodotta dal vivo e con lei cambia anche il giudizio che elaboriamo su di essa. Cambia anche se la musica che ascoltiamo è registrata. Quindi com'è possibile essere sempre la stessa? Perché siamo noi che la sentiamo diversa, a seconda di come l'ascoltiamo e di come siamo noi mentre l'ascoltiamo. La musica vive sia come prodotto sensoriale, nel momento in cui esiste, cioè quando qualcuno o qualcosa la produce o la riproduce. Questo è un elemento essenziale della musica: prima non c'è e poi non c'è un'altra volta. L'elemento dell'esecuzione, che comporta tutto il problema dell'interpretazione musicale, è un concetto fondamentale, ma è anche filosofico. Dunque, ma è un prodotto sensoriale, ma anche un prodotto della mente. Pensate che Beethoven ha composto grandiose opere, le sue ultime opere, completamente sordo. Inoltre, un direttore d'orchestra suona la partitura senza l'orchestra, solo guardando la partitura, ma suona però. Anzi, utilizza proprio questo termine. C'è un direttore d'orchestra, un direttore di coro, utilizza il termine, sì, me la sto ascoltando, ma la musica però sensorialmente non c'è. Che cos'è quindi che porta allora il significato della musica, no? La percezione del significato di una composizione musicale è intrinsecamente correlata alla sua dimensione spazio-temporale. Un brano musicale possiede sempre una propria durata temporale che corrisponde allo spazio entro cui, per esempio, si sviluppa un disegno. No? Quindi la cornice di un disegno corrisponde un po' all'idea dello spazio-tempo di un brano musicale, che ha un inizio, un percorrersi e una fine. La durata spazio-temporale, cioè l'elemento che rende coesi tutti gli elementi della musica, no? All'interno dello sviluppo, è resa possibile grazie ad una facoltà umana che è la memoria. La memoria ci permette alla composizione musicale, nel gioco tra melodia, timbro, ritmo, metro, armonia, contrappunto, assieme a tutti gli altri componenti come lo stile, le prassi, di creare delle relazioni, dei significati simbolici
volti a suscitare un'empatia con l'ascoltatore, oppure ad esprimere visioni poetiche e artistiche. No, la musica è fatta, grosso modo, possiamo dividere un elemento melodico, no? Sapete tutti cos'è una melodia, no? Un motivo, un tema. E la parte melodica è quella più attinente al tempo, perché una melodia ha bisogno di un tempo per potersi esprimere. Poi c'è una componente ritmica, no? Tutti sappiamo cos'è il ritmo, ma vedetela come la parte più viscerale, più muscolare, no? A livello percettivo. Poi c'è una componente armonica e contrappuntistica, questa è la grande particolarità della cultura nostra greco-romana, cioè il concepire la simultaneità di eventi, che non c'è in tutte le culture. La nostra cultura ha elaborato un'idea di verticalità, di complessità verticale, cioè la sovrapposizione di voci indipendenti l'una dall'altra, che ha creato queste magnifiche cattedrali, non so se pensate alla messa in si minore di Bach, le grandi contrappunti che la storia ci ha tramandato. Poi, la memoria non è oggettiva, dipende dalle abilità personali di ognuno di noi, che sono variabili. No? Ogni giudizio sulla musica che ascoltiamo, sia esso personale o critico-estetico, si basa quindi su, sostanzialmente, sabbie mobili, una completa variabilità. La fruizione della musica e il giudizio che ne viene dato a livello personale, quando la competenza tecnica e la cultura musicale non sono particolarmente elevate, è oggi più che mai fortemente condizionata dalle variabili più appariscenti, visibili dell'esecuzione. Parlo ai giovani, quello che si vede nei video, che si vede a Sanremo, che si vede nei concerti, percepibile l'ascolto anche riprodotto. Cioè, noi oggi abbiamo un veicolare la musica attraverso anche l'occhio, che ha una parte molto importante. Però cosa succede? Succede che all'occhio viene data la parte dell'impatto emotivo, visivo, rilevante. E la gestualità, i costumi, il modo di muoversi sul palco, questo va benissimo. Però è evidente che impatta, insomma, oscura un significato proprio della musica, dove, a mio parere, risiede veramente la bellezza, se parliamo di bellezza, questo concetto astratto, no? Quindi oggi viviamo in un periodo dove è essenziale una preparazione, una cultura, quando invece tutti ascoltiamo su Spotify le musiche che ci propongono, e questo è un grave errore, perché noi in questo modo non ci accorgiamo della bellezza che ci circonda, così come non mi accorgo di passare davanti al Duomo, non mi accorgo della bellezza della musica. Viviamo nell'era in cui si stanno sviluppando diversi applicativi. Qui, per esempio, introduco l'elemento dell'intelligenza artificiale. No? Cosa succede? Succede che stiamo vivendo in un momento di grandissima trasformazione. Non si tratta di un semplice sviluppo tecnologico, tipo da iPhone 6 a iPhone 13, no? Siamo abituati da secoli da avere questi sviluppi tecnologici, no? Dalla macchina a vapore alla macchina elettrica. No, qui è diversa la questione. È un modo di pensare diverso che non ha precedenti storici. La tecnologia qui è pensata non solo come strumento che aiuta l'uomo a fare qualcosa, ma non siamo ancora arrivati, ma si tende ad una macchina che impara da sola e svolge un compito assumendosi una responsabilità. Adesso qua la questione mi interessa dal punto di vista artistico-musicale, che cosa può succedere. Allora, e qui vi propongo alcuni esempi, sperando che poi funzioni, se mi attivate l'audio, la regia. Allora, è proprio recentissimo un programma che si chiama Music, che vedete adesso nello schermo. Questo programma è un programma di Google. Google sta facendo degli investimenti notevoli. Adesso non serve che leggiate perché non è fondamentale, ma cosa succede? Succede che hanno elaborato un programma che traduce in musica il senso di un testo. Faccio un esempio, no? Canzone meditativa, calmante, rilassante, con flauti e chitarre, la musica lenta, con l'obiettivo di creare un senso di pace e tranquillità. Allora, la macchina traduce il senso di questa didascalia, di questa cosa, e compone da sola. Faccio un esempio, la musica
brano musicale, rhythm and blues, hip hop, rap vocale maschile, una voce femminile che canta in modo simile al rap, ritmo composto da un pianoforte che suona accordi della melodia con un accompagnamento di batteria, atmosfera del pezzo giocosa e energica. Questo pezzo potrebbe essere utilizzato come colonna sonora di un film. Questa è l'indicazione, il computer traduce il senso e compone questo. Non chiedetemi se è bello questo che avete sentito, ma lo scopo di questa dimostrazione è lo stato di avanzamento della tecnica. Ma l'intelligenza artificiale ha, per esempio, in questo caso, completato la 10ª sinfonia di Beethoven. Voi sapete che Beethoven ha scritto 9 sinfonie, l'ultima è quella del famoso inno alla gioia. Poi però ci ha lasciato anche degli schizzi, 250 battute della 10ª. In tanti ci hanno provato a completarla, no? Però, insomma, il computer lo ha fatto. Adesso qua, per esempio, faccio sentire qualcosa dello scherzo. Su YouTube, se volete, poter ascoltare tutta quanta. Beh, sì, adesso, se mi chiedete anche al musicologo, ma Beethoven avrebbe scritto sta roba. Però, dico, è interessante, chiaro, siamo ad un livello iniziale come tecnologia, però sapete che la cosa interessante è che ha imparato tutta la musica di Beethoven, poi il professor Rocalli ci spiegherà meglio, più esperto di me, e ha elaborato un qualcosa che adesso dal punto di vista estetico può essere discutibile, però voi capite che applicazioni che ci sono qui. Non so, un regista che una volta chiedeva al compositore certe musiche, adesso invece chiede al computer di fargliele, costa molto meno, quindi cambia anche tutto il mercato della musica e cambia anche il gusto, cambia anche il modo con cui io mi rapporto su queste cose. Poi se avanza tempo vi faccio vedere questo programma, che potete vedere sempre gratuitamente in rete. Questo programma qua, che si chiama AIVA, possiamo fare anche pubblicità, tanto è gratuito, consiste in questo. Gli si dice, ma io voglio un pezzo romantico, bene, sì, con cosa? Una chitarra, un mandolino, ok, va bene. Qui tempo, 3/4, sì. Tonalità, sol minore, bene. Durata, 3 minuti e mezzo, bene. Clic, e viene fuori il pezzo. Quindi, signori ragazzi, se volete fare la serenata alla vostra, potete farlo anche senza spendere nulla, passandovi per compositori. Ecco. Poi esiste un caso interessante, casomai ve lo faccio sentire dopo, insomma. Esiste una canzone che si chiama Daddy's Car, che è stata fatta dal computer, mescolando gli stili dei Beatles, e che è diventata un hit commerciale. Cioè, in pratica ha fatto i soldi, ma i soldi però vanno al computer, poi non so come sono stati gestiti, ma c'è anche una funzione commerciale che è già in atto, insomma, a questi livelli. Vado a concludere. Quindi tutto questo che avete sentito è stato reso possibile dall'acquisizione, dal punto di vista scientifico e tecnico, di ambiti, concetti, pratiche che fino a ieri erano patrimonio esclusivo della bottega artistica. Cioè, modernamente parlando, quello che faccio io, che fanno i miei colleghi, insegnando nelle accademie di belle arti e nei conservatori di musica. No? Adesso però mi sa che qualcosa cambia. La musica, dai tempi di Pitagora, è strettamente correlata
alla cultura filosofica, no? Alla cultura letteraria e anche alla scienza matematica. Armonia e contrappunto, no, l'armonia è la simultaneità di suoni e il contrappunto è la gestione contemporanea di più linee indipendenti, di più temi, di più canzoni, diciamo, brutalmente parlando, indipendenti, no? Allora, l'armonia e contrappunto sono sistemi molto formalizzati di regole, quindi si prestano molto bene a insegnarli ad una macchina, un po' come è stato con gli scacchi, no? Col bridge. Oggi insomma i computer giocano benissimo a scacchi e benissimo anche a bridge. Certamente però la musica non si risolve in un insieme di regole, però il lavoro che l'intelligenza artificiale sta svolgendo è quello di andare oltre per simulare nella macchina l'intero processo creativo, appannaggio sempre e solo dell'uomo. Questi esempi mettono a dura prova convinzioni secolari sulla musica, sulla composizione musicale e quindi anche su come si legge, si critica, si giudica la musica e l'arte in generale. In un prossimo futuro, per esempio, la distinzione tra un brano e un altro non sarà più basata sull'autore, sul compositore, il cantante, il gruppo, o sul genere musicale, classica, rock, jazz, progressive, ma anche tra creazione umana e creazione artificiale. Chissà poi se il genere artificiale sarà rivolto all'uomo, perché nel momento in cui le macchine poi saranno compositori, parleranno alle macchine, quindi qua il problema è dovremo definire il bello per una macchina. Al di là delle previsioni che sconfinano nella fantascienza, già oggi possiamo giovarci di queste tecnologie e delle innovazioni che producono anche dal punto di vista filosofico, cioè come ripensare le cose, come ripensare gli oggetti, come ripensare il modo di fare, come ripensare l'insegnamento. Cioè voi considerate che se l'Italia è conosciuta in tutto il mondo è anche grazie ai grandi artisti che abbiamo avuto, giusto? Ma chi è che tramanda questo sapere? Parlo di sapere, non di competenze, questo sapere secolare. Noi abbiamo la fortuna che abbiamo da secoli istituzioni che lo stanno facendo. Il sistema dell'alta formazione artistica e musicale, che comprende conservatori, accademie di belle arti, istituti superiori di industrie artistiche, accademie di danza, accademie di arte drammatica, sono 103 istituzioni statali, svolgono quello che la Chiesa ha fatto col pensiero e la cultura. Ecco, è un patrimonio che noi abbiamo, ma che spesso non è conosciuto. Quindi concludo. Si tratta quindi, attraverso l'uso della tecnologia, anche della tecnologia, di svelare aspetti dell'arte e della musica prima non considerati. Come sempre, il cambio di visuale ci porta a far scorgere elementi nuovi, far emergere funzioni diverse e forse riusciremo anche attraverso l'uso della macchina a capire quanto è importante l'ingegno umano. Ecco. Grazie. Passo ora la parola al professor Angelo Orcalli. Aspetta che ti collego. Aspettiamo che ci diano un attimo. Eccolo qua. Ci sarai. È impressionante il quadro, la situazione presentata dal maestro Troncon. Bisogna dire che c'è uno sviluppo imponente in questo senso dell'applicazione del machine learning anche alla musica, non solo alla musica, e il salto è effettivamente epocale, perché l'intelligenza artificiale degli anni 50, l'intelligenza artificiale degli anni 50, 60 fino all'80 era un'intelligenza artificiale dei micromondi, le partite a scacchi, lo studio della sintesi sonora, della musica elettronica, di ambienti acustici. Poi a un certo punto questo mondo ha trovato un ostacolo enorme appunto nel
problema dell'apprendimento di uscire dal micromondo, e è venuta avanti in modo imponente quell'altra corrente che era stata messa da parte, che è quella che inizialmente era stata sviluppata con l'IDN delle reti neurali, e quindi oggi ritroviamo quelle correnti. E indubbiamente macinano una quantità enorme di dati, e il motivo per cui possono essere applicate oggi è perché al tempo, negli anni 90, 80, il calcolatore era una macchina chiusa. Adesso con il collegamento in rete può attingere a una base di dati sterminata, e quindi può elaborare, copiare, simulare, imparare, trasformare sulla base di questa possibilità. Poi anche i calcolatori sono diventati molto più veloci, quindi riescono a... Questo è il quadro che si sta configurando, quindi indubbiamente è un salto concettuale enorme, e staremo a vedere dove porta. Io oggi mi limito ad una questione relativa al riconoscimento di un'opera, di un brano musicale, quando l'ascoltiamo. Volevo però, per non ricordare alcuni momenti di riflessione. Io non sono un filosofo, ma ho ben chiaro nell'estetica musicale quando sono stati i punti nevralgici della discussione filosofica sul bello musicale. Mi riferisco agli anni dell'850, un libricino di Hanslick del 1854 intitolato Del bello musicale, che affronta il tema di che cosa sia il bello musicale. E il bello musicale per Hanslick, che è un critico viennese che diventerà famoso, ci sono ben 9 edizioni di questo libro, e appena pubblicato entrò veramente nel ciclone della critica, di un dibattito violentissimo scatenò. Hanslick dice che parte del presupposto che, come diceva Paolo Troncon, la musica non è in grado di esprimere, designare oggetti, concetti, non è denotativa, semplicemente il suono può voler dire 1000 cose, nessuna in modo precisa. Una melodia può essere per una persona significare qualche cosa, per un altro esattamente il contrario. Allora dove starebbe il bello? Dove dobbiamo cercare la radice profonda della musica? Che cosa significa bello? Non è nel fatto che la musica suscita delle emozioni, dei sentimenti, ma nella musica noi scorgiamo relazioni, rapporti di cui ci ha parlato Troncon, cioè ritmi, durate, frequenze, ossia altezze per noi, e poi strutture sempre più ampie, melodiche, armoniche, polifoniche. Perché? Perché la musica è costituita da forme sonore in movimento, e quindi è un'arte totalmente autonoma, nulla a che vedere con altre forme artistiche, e per questa autonomia, proprio per questa autonomia, si caratterizza il bello musicale. Cioè, lo cerchiamo nel suono, nelle relazioni sonore. Scatenò il putiferio perché gli amici di Wagner o di Liszt dissero: no, assolutamente non è così. Nella musica noi compositori cerchiamo l'espressione, il sentimento, e vogliamo comunicare questo determinato stato d'animo che noi abbiamo deciso essere l'elemento che vogliamo comunicare. L'accordo del Tristano significa amore e morte e non può significare niente altro. Non ha altra interpretazione. Perché? Perché io, Richard Wagner, l'ho pensato in questo modo. Liszt, d'altra parte, dice: vedo la statua di Michelangelo, e scrive Il Pensieroso, è una delle pagine sublime degli anni del pellegrinaggio. Legge Goethe e scrive la Faust-sinfonia. Cioè, in realtà la musica non è affatto autonoma, ma i compositori cercano in altri ambiti, in altri luoghi culturali, poetici, filosofici, pittorici, ispirazione, e lì trasmettono e dicono di voler trasmettere l'emozione che hanno avuto guardando la statua di Michelangelo, la statua leggendo Goethe, eccetera, eccetera. Quindi la contrapposizione è totale,
E il bello dove sta? Beh, la fase estrema del romanticismo, perché questo è il partito romantico, quella dell'espressionismo, dirà Schoenberg, la sua scuola, dirà il bello è ciò che mi detta l'interiorità a costo di costruire una dissonanza stridente e brutale, ma è questo che mi detta l'interiorità, e voi troverete in quella dissonanza tutta l'angoscia esistenziale che ha prodotto quella dissonanza e che mi appartiene come compositore. In sostanza siamo di fronte al pensiero romantico e quindi all'ipertrofia dell'io che si libera come creatività artistica pura, assoluta, e come, diciamo così, centro propulsore di una visione individualistica esasperata. Non ci sono leggi, non ci sono regole, la forma deve piegarsi, anzi deve nascere dall'esigenza espressiva. Non ci sono costruzioni formali preordinate. Queste sono le due tendenze. Questo spaccò il campo della critica e ancora oggi chiunque, qualsiasi filosofo americano che sia o russo, che voglia affrontare il problema del bello in musica, deve passare per Hanslick. Ancora adesso, se prendete i testi più recenti di filosofia della musica, soprattutto che vengono dagli Stati Uniti, troverete che si inizia con Hanslick, il bello musicale. È ormai generale l'idea che la musica sia appunto un movimento di masse sonore e che hanno influenzato tutto il mondo, ma nello stesso tempo la musica è il linguaggio dei sentimenti. Cioè, in realtà, pian piano, questi due mondi si sono avvicinati. Allora, quello che voglio, insomma, cerco tra l'altro dimenticavo, c'è stato un filosofo che ha avuto un'intuizione strepitosa prima sia di Hanslick che dei romantici. Schopenhauer, una decina di anni prima, dava una soluzione geniale al problema, che non era stato forse ancora posto, e cioè che la musica sì rappresenta i sentimenti, ma in astratto. Cioè non c'è la radice nelle note, non c'è la radice psichica che scatena il dolore, la gioia, eccetera. Perché le note non sono dolore, gioia e quant'altro. Ma lo fa in astratto, cioè il dolore dato dalla gioia, dalla tristezza, dalla nostalgia, in assoluto, astrattamente. Era una soluzione che ovviamente non fu presa in considerazione perché questa sintesi non piaceva alle tendenze generali, anche se è riconosciuto che Schopenhauer abbia avuto un'intuizione straordinaria e forse ha detto la cosa più importante. In che senso? La musica è l'espressione, anzi meglio, la rappresentazione della volontà, cioè dell'impulso vitale. E quindi in qualche modo colloca la musica nell'ambito della diciamo così, volontà espressiva. Ma per restare alla questione della percezione e della comprensione della musica attraverso l'ascolto. Nello stesso periodo, uno scienziato del calibro di Helmholtz, che è uno scienziato tedesco che non si occupava solo di fisica, ma anche di ottica, di musica, di suono, di teoria di scienza del suono, eccetera, colse un problema fondamentale a proposito del timbro. Disse, ma il timbro che cos'è? Per capire, dice Helmholtz, bisogna separare sensazione da percezione. Oggi i neurologi più avanzati dicono che questo ha chiarito, sgombrato il campo da equivoci. Il merito di Helmholtz fu di intuire che bisognava separare la percezione dalla sensazione. La sensazione è qualche cosa che viene dal contatto con la vibrazione e il nostro sistema uditivo la accoglie attraverso l'orecchio esterno, l'orecchio interno e poi la coclea e poi la vibrazione della membrana basilare che trasmette poi degli impulsi secondo un meccanismo che vi dirò schematicamente e arriva alla corteccia primaria uditiva e fa una sorta di fotocopia sul cervello. Allora, il problema di fondo è questo. Il riconoscimento di un timbro e il riconoscimento di uno strumento è la stessa cosa?
No, risponde Helmholtz. Noi possiamo sentire il timbro attraverso cogliere gli armonici, le componenti armoniche di un suono, e sapete che un suono è costituito da molte componenti, però per capire che quello è il suono del violino bisogna che sia una percezione istruita, altrimenti abbiamo semplicemente un suono. Dunque, nel momento in cui la sensazione diventa percezione, cioè supera la soglia dell'orecchio, viene scaricata e proiettata nel cervello, la percezione diventa immediatamente prigioniera della memoria. Allora, diceva molto bene Paolo, la memoria è l'elemento chiave per il riconoscimento della musica. E se per il semplice fatto che la musica è nel tempo, dunque è un prima e un dopo, è una durata. Quindi bisogna fissarla in qualche modo e trattarla. Trattare, dico, la percezione che abbiamo. Ma per giocare sul piano della percezione, è impossibile evitare l'aspetto emozionale, l'aspetto di altri 1000 campi che girano attorno alla percezione e che concorrono a formare la percezione. Guardate, ho tratto da un bel libro di recente la struttura, vedete? Allora, schematicamente, questa è la coclea, dentro questa coclea c'è questa membrana che è estesa così, qui c'è una fettuccina, c'è un liquido dentro, c'è una fettuccina che vibra e che vibra, scompone il suono delle frequenze, cioè fa un'analisi che un matematico direbbe l'analisi di Fourier, cioè scompone le frequenze dentro il suono. Questa scomposizione produce delle oscillazioni e le cellule ciliate ricevono questo segnale, lo trasmettono al nervo uditivo e si colloca qui nella corteccia primaria. Guardate l'ingrandimento qui, i gradienti, si chiama teoria tonotopica, i gradienti che ci sono esattamente i gradienti frequenziali, cioè sono distribuiti. In pratica c'è una fotocopia nel nostro cervello di quello che accade nell'orecchio interno. Ma nel momento in cui c'è la fotocopia lì, cambia la situazione completamente, perché diventa qualcosa di più di una sensazione e quindi immediatamente scattano altre aree interessate alla questione. E innanzitutto la memoria. Ma allora, la neurologia ci aiuta in questo momento perché scusate qui, sì, naturalmente vi dirò che il problema ancora irrisolto è il collegamento tra la sensazione e la percezione. Un grande neurologo come Kandel ha detto il futuro, il prossimo secolo deve occuparsi di questo, perché non sappiamo bene come arriviamo in alto. Sappiamo cosa succede nella sfera della percezione del cervello, sappiamo cosa succede a livello meccanico, cocleare e elettrochimico, ma non sappiamo come i due mondi stanno dialogando. È la sfida del prossimo secolo. Kandel poi è andato in pensione, credo che qualcun altro se ne occupi. Ecco. Anche perché aveva passato 25 anni della sua vita a tormentare una lumaca per capire il feedback della cosa. D'altra parte ha preso il premio Nobel, voglio dire. No? Cioè non è che l'ha fatto così per... Allora, stavo dicendo una cosa, sì. E quindi quando noi entriamo in questo dominio, noi ci troviamo, i neurologi in qualche modo ci dicono la memoria come condizione della percezione e del riconoscimento di un'opera. C'è un primo livello nel riconoscimento della qualità musicale di uno stimolo uditivo, come diceva lui prima, Paolo, la descrizione di diversi elementi della musica, l'identificazione dell'opera. Questo è un terzo livello importantissimo. Per tutti questi livelli c'è una memoria specifica e si riesce anche a dire quale memoria, perché i neurologi cominciano anche a dire, per esempio un neurologo importante come il Chevalier, che è un grande musicista, ma che è un neurologo innanzitutto, ha cominciato a spiegare anche quali fossero le varie tappe della cosa. Adesso io mi sono... Ecco qui. Cioè, il riconoscimento della qualità musicale attiene a una memoria elementare, cioè una memoria di lavoro a breve termine, che permette di concatenare gli stimoli uditivi che noi percepiamo. Poi c'è una descrizione di livelli elementari della musica a livello più alto e lì c'è un tutto composto di molte parti, come diceva Paolo prima, cioè interconnesso, gestaltico, se vogliamo usare un termine proprio della psicologia, di una certa fase della psicologia. E cioè
i nessi, le relazioni tra le parti e poi l'identificazione di un'opera ascoltata, e lì chiaramente c'è una memoria semantica che si muove. Dunque siamo all'interno dell'impossibilità di separare le cose come volevano Hanslick e i romantici. Tutto si fonde. La neurologia ci dice no, quel problema filosofico si supera in questo modo. In realtà i neurologi dicono no, non è superato, però non è messo nei termini che sono stati propri dell'Ottocento. Allora, momento in cui noi abbiamo processi mnestici di riconoscimento, salta fuori qualche cosa di sorprendente nella nostra mente. Cioè si creano le premesse per un ascolto storico. Io riconosco il violino, ma riconosco le opere, ho una certa cultura, una tradizione, una formazione musicale, so suonare uno strumento, quindi anche il gesto rientra in questa cosa, sono un compositore, quindi elaboro, cioè in realtà il processo storico, che anche semplicemente non vuol dire conoscenza storica dello storico della musica, vuol dire come si vive l'esperienza musicale, non assoluto, ma personale, soggettivo, con la musica e i suoi problemi, come hai citato tu, estetici, economici, gli aspetti più vari. Ma la musica è inseparabile da tutto ciò. Allora, capiamo che il nostro modo di percepire, a questo punto, oltre che di sentire, è inevitabilmente complesso, e allora ci chiediamo, ma che differenza c'è con l'algoritmica, con i mezzi, con la tecnologia? Perché questo è l'oggetto della discussione. Dove sono arrivati realmente nei processi di riconoscimento? Perché in fondo il processo di composizione imita quello che noi abbiamo sempre fatto, anzi che tu hai sempre fatto come compositore, cioè ti sei letto, no? Le partiture degli autori. Qui macina dati in un certo modo, ma produce sulla base di una, no? In fondo mancanza di innovazione, no? Una ricopiatura, mamma mia, terribile. Però certamente questo eliminerà tutta una serie di problemi. Guardate, le case editrici, con quali devo e ho alle volte da che fare, sono felici perché non pagano più nessuno per una musica da film. Premi il pulsante, spesa zero, orchestra zero. Studi di registrazione, mi diceva un manager della Ricordi, spariranno nel giro di poco tempo. Noi siamo felici perché non tireremo più fuori un soldo. Sarà solo qualcuno di grande che ha la forza poetica, creativa, eccetera, e allora quello sì, comperiamo i diritti subito. Questo mondo farà giustizia di tutti quelli che credono di essere di grandi compositori e non lo sono. E in questo senso l'attenzione micidiale a quello che accadrà anche nelle istituzioni consacrate, accademiche. Adesso vengo al giochetto che volevo presentarvi, perché avevamo anche parlato troppo forse. No. Allora, qualche sera fa, ma devo raccontarvela questa, qualche sera fa, un carissimo amico che è presente in sala, sentite poco, un carissimo amico che è presente in sala, che è ingegnere, ma anche soprattutto in pensione, credo, ma musicista perfettamente in attività. Eravamo in un locale dove c'era un jukebox, mi pare. Lui sfoderò il suo telefonino e mi fece vedere una bellissima applicazione e disse: guarda, tac, ne prende l'85%, 90%. E si fece, abbiamo scherzato e riso su queste cose. Con il distacco, no? Lui da musicista e io poi dico, insomma, che giocattolo è. Se non che, e questa cosa mi ha detto, mi significava. Poi ho scoperto che i miei studenti cominciavano a avere questa applicazione e quindi dovevo in qualche modo non essere esposto all'attacco. Questa applicazione poi è andata nelle mani, nel telefonino, nelle mani di mia moglie. E siccome abbiamo una sorta di cervello, siamo due persone che si conoscono da 40 anni, abbiamo una sorta di cervello esteso, no? Ecco. A questo punto mia moglie, che è lo spirito critico per l'essenza dello spirito critico, si è messa davanti al televisore, no? E mi ha detto: guarda,
ne prende alcune, ma quelli che fanno il karaoke non funziona. Bene. E tutto questo mi sembrava abbastanza normale, se no che poi ho incontrato un signore, che credo sia anche un informatico, che mi ha detto, guarda, dice, questa qui prende anche, ti dice anche il disco da cui prende. Ah, allora questa cosa non mi è piaciuta, perché quell'anche non mi è piaciuto. E ho pensato, forse prende solo il disco, non anche il disco. Ma questo è un punto da chiarire. E allora sono andato, ho cercato nei riferimenti che ho, eccetera, eccetera, dove fanno queste cose, e vi spiego come funziona questa cosa. L'applicazione che avete probabilmente nel telefonino si chiama Shazam, ed è, gli studenti forse sì, mamma mia, l'hanno tutti, e è un'applicazione molto popolare. Il nome è un personaggio, un mago di un film, quindi un mago, e quindi ci dobbiamo misurare con la magia adesso. Sarà un po' complicato, devo fare qualche manovra. Allora, innanzitutto quello che vi ho detto sulla percezione rientra in questo discorso che stiamo facendo. Perché? Come fa questo algoritmo a sentire qualche cosa e trasformarlo in un riconoscimento? Che poteri magici ha? Quanta fatica faccio io a ricordarmi una certa cosa, no? E vediamo quali sono i suoi poteri magici. Tecnicamente vediamo, andiamo a fondo, entriamo nella scatola che ci vendono. Non la vendono neanche, poi. Allora, quello che volevo dirvi è che tutti quanti partiamo da un dato fisico-matematico, e cioè che ci sono delle onde che si scompongono, e lo strumento matematico che abbiamo è quello dell'analisi di Fourier, cioè noi passiamo dal tempo alla frequenza, cercando le frequenze che ci sono dentro la forma d'onda. L'analisi di Fourier, disgraziatamente, è uno strumento potentissimo, però la trasformata di Fourier separa il tempo dallo spazio. A noi non va bene. E soprattutto lavora bene con segnali periodici, anche se poi gli aggiustamenti ci sono stati, eccetera, eccetera. Ovviamente la tecnologia è andata avanti molto su questo. Dico, Fourier è generale napoleonico. Su quello però si è costruito mezzo mondo. Non c'è sistema che non venga misurato attraverso l'analisi spettrale. Però, se io faccio l'analisi di questa cosa qui, dove è finito? Non si è sentito? Sono uscito scusate, adesso immaginavo che ci fosse qualche tecnico mi dice perché non suona, prima suonava. Ecco, il tecnico ha risposto. Questo, suono del violino, un frammento, brutto frammento registrato. Se io faccio l'analisi di Fourier, trovo lo spettro. Non so come fare. Devi stare vicino. Devo stare vicino. Mi scusi. Cioè, mi sente così? Meglio? Bene. Si figuri, doveva dirmelo subito, ma non si è persa molto. Allora, questo è lo spettro. E mi dice poco, io da un lato la forma d'onda e da questa parte no. Noi abbiamo, i suoni musicali sono evolutivi, sono transitori, sono dinamici. Quindi io ho bisogno di uno strumento che mette insieme lo spettro e il tempo. Ed esiste, e si chiama spettrogramma o sonogramma. Non chiedetemi la differenza tra le due, perché dovrei fare 2 giornate per spiegarvela. Comunque è un prodotto che è uscito durante la Seconda Guerra Mondiale per questioni militari. E però è servito molto in medicina per la voce, per lo studio della voce, cioè quando si è passati dai problemi militari ai problemi della vita normale è stato questo. Allora, per fare questo facciamo questo giochetto qui, cioè la forma d'onda, e la leggiamo pezzetto per pezzetto e facciamo l'analisi pezzetto per pezzetto, quindi abbiamo una scansione dinamica di quello che succede nel suono. Questo è fondamentale. Questo passaggio è fondamentale e quelli dell'applicazione lo sanno molto bene. Senza questo non si va da nessuna parte. Una volta costruita la situazione dinamica,
A questo punto noi otteniamo qualcosa di diverso, cioè otteniamo questo, che è un sonogramma. Cioè vedete, il tempo, le frequenze, ma questi chiari e questi scuri sono le intensità di ogni componente che prima abbiamo visto nello spettro, ma pezzetto per pezzetto, segmento per segmento. L'analisi sonografica ha questo potere, è spazio-tempo, cioè scusate, è tempo-frequenza e ci dà l'evoluzione dinamica fotografa. E ne abbiamo bisogno, dicono quelli di Shazam, perché la canzone scorre e io devo essere in grado di riconoscere il problema. Se non vi è chiaro questo passaggio, me lo dite, alzate la mano, me lo dite subito. Oh, naturalmente, questo è sempre lui, Allora, adesso abbiamo in mano la questione. Cosa fa? Noi dobbiamo... Se avete l'applicazione da qualche parte, non mi costringete, altrimenti lo faremo dopo a parte, perché altrimenti mi inceppo la cosa. Però proviamo e vediamo come funziona. Intanto sul sonogramma. Allora, intanto sentiamo la canzone. There must be light. L'hanno già beccata. Un secondo ci ha messo. Formidabile. Ecco, questo, la ringrazio per questo. Ah, ecco anche lei. Mi risparmiate di trafficare come un dannato su questa cosa qui. Allora, sì, e come ha fatto? Cerchiamo di capirlo. Allora, innanzitutto, questo è il pezzettino, è sempre lui. Abbiamo preso... Sì. Arriviamo anche a questo. Anzi, è a questo che arriveremo. Bene. Allora, facciamo un altro sforzo e questa qui è lo spettrogramma di quello che abbiamo ascoltato di un pezzettino. Me lo fate andare? In a sky more blue. D'accordo, è il pezzettino sonogrammato. Allora cosa fa la mente scientifica? Dice devo andare ai sottoproblemi, cioè ho un problema e lo scompongo in tanti piccoli problemi e faccio un reticolo del sonogramma. Quindi cerco di focalizzare nelle varie zone del sonogramma dei massimi di intensità, cioè le parti più chiare. Lo spettrogramma mi dà una rappresentazione caratteristica di una certa registrazione musicale. È possibile, la domanda è stata questa, estrarre delle firme, delle impronte, come le impronte digitali di una canzone là dal sonogramma? La risposta è stata dei tecnici sì. Come? Allora, voi capite che non possiamo stare, avete visto, in un secondo, quindi non può aver spazzolato tutte le registrazioni del mondo attraverso i sonogrammi del mondo registrato. Troppo lavoro, non è efficiente, non funziona una cosa del genere. Però questi tecnici sono molto bravi, prendono solo i picchi, normalizzano i picchi, tutto è uguale a 1, e poi creano delle chiavi mettendo in relazione un picco con l'altro, nelle vicinanze. Vado veloce, ma se non capite me lo dite. Quindi io prendo un picco di riferimento e poi vado a vedere in un intorno non troppo grande, perché appunto la composizione può essere estremamente dinamica, quindi devo calcolare da vicino, e vado a vedere quali sono le relazioni possibili, cioè creo un vettore. Allora ho tre numerini, l'intensità nel punto T1, l'intensità nel punto T2, ed è una sciocchezza. Vado a comparare con gli altri solo questo aspetto, questo indice, che non è più un indizio, ma adesso è un indice, è una chiave. Quindi l'abbattimento totale del costo del temporale di cercare
tutta la massa di un sonogramma, per ogni quadratino. Poi dovrò stare attento, perché questa gente non è affatto sprovveduta, sono dei geni che lavorano. Devo considerare che le registrazioni possono essere prese in momenti diversi, quindi devo creare quello che Troncon diceva prima, un invariante, capire la relazione tra due. Cercando la relazione posso cercarla in qualsiasi momento della registrazione. Con questa ulteriore astrazione ho fatto un passo avanti, ma non ho finito certamente, perché ci sarebbe un lavoro enorme. Vado velocemente. Sì, non vi racconto tutte le problematiche, vi dico solo che a un certo punto cerchiamo solo gli indici. E cercando gli indici vado a trovare dove ho più corrispondenza. Di 3 riferimenti, di 1 milione di riferimenti che ci sono stati, ne troviamo uno molto buono. E allora, no, immediatamente trovo la soluzione, non devo neanche più fare la prova e trovo la soluzione. Allora, il problema che si pone è questo. Innanzitutto, dove troviamo questa base di dati? Secondo, capiamo che già che se non c'era una registrazione, quando mia moglie ha cercato il karaoke al momento, non ha trovato niente. Perché? Perché non è registrata. Cioè non è nella memoria dell'applicazione. 2 memorie. Qui c'è la separazione netta tra la nostra memoria, il tempo, la storia, la conoscenza, eccetera, eccetera, e la memoria della base di dati della discografia offerta. Se è registrato, si individua, ma dal punto di vista, questa applicazione ci dice che dal punto di vista dell'informazione, la registrazione non porta nessuna informazione, è solo l'originalità che porta informazione, cioè la creatività che porta informazione. Non dobbiamo farci abbindolare dagli algoritmi, sono utilissimi, sono strepitosi, però non possiamo accettare l'idea che ci dice anche qual è il disco, no, ci dice solo qual è il disco. La sua memoria è confinata lì dentro, in una base sterminata di dati, ma che niente hanno a che vedere con la nostra sensibilità, con la nostra cultura, con la nostra visione del mondo individuale, singola, come diceva Wagner, siamo solo noi. Allora, fatto questo, ultima cosa che stava a cuore al signore che è qui davanti. Adesso proviamo a lanciare questo. Questo è un sperimentino. Difficile. Non lo trova. Attenti, è troppo difficile, fra poco le dirà. E sta cercando a fondo. È incredibile, no? Questo è difficile. E sai nessun risultato. Adesso proviamo questo invece. Vediamo cosa vi dice. Siamo lontani, ma dovrebbe dirle qualche... Esatto, perfetto. L'ha beccato. Voglio dire... basta. Continuo Maderna è un pezzo bellissimo, è un frammento iniziale, ma basta. Allora vi spiego la storia. Fermo là, perché ha una storia questa cosa, ha una storia personale. E l'ho scelto per questo. La mia storia personale è questa. Negli anni fine anni 80, inizi anni 90, ho lavorato molto per la RAI di Milano, perché avendo messo in piedi quel laboratorio di cui avete sentito parlare, all'Università di Udine,
E l'ho istituito perché, così come esiste una codicologia e una bibliografia testuale, doveva esserci uno strumento di critico anche per le registrazioni storiche. Milano è stato un centro radiofonico, un centro importantissimo, internazionale, davvero internazionale, dove sono venuti a registrare negli anni 50-60 Cage, Pousser, tutta la produzione musicale sperimentale di allora passava per il centro di fonologia computazionale, per il centro di fonologia, con dei tecnici bravissimi, hanno lavorato moltissimo, c'erano due personaggi di altissimo livello, Bruno Maderna, che è stato il più grande compositore italiano fino agli anni 70, possiamo dire, che poi è mancato, insomma, un grandissimo compositore. Poi c'è stato Luigi Nono, poi ce ne sono stati tantissimi che hanno lavorato per la musica sperimentale. Quindi avete sentito un pezzo elettronico. Lavoravano con il nastro, avevano un nastro a traccia larga, ecco, a traccia larga. Mi hanno chiesto di restaurare e di revisionare e di restituire questo lavoro. E quindi lavoro di scandaglio. Ho cominciato a chiedere come erano le macchine, ho interrogato i tecnici, ho cercato nell'archivio RAI, ho scoperto un sacco di cose interessantissime, di come venivano fatte le equalizzazioni, il rapporto col segnale rumore, eccetera. Ci sono delle lettere di Bruno Maderna che dice il rumore mi turba, però in realtà devo saper trattare anche col rumore. E fa questo pezzo che avete sentito, che probabilmente esce da una testimonianza del tecnico di allora, esce da un soffio di flauto di Gazzelloni, che lui registra, e lo usa per questa proiezione siderale, cioè pensa a una sorta di continuo che passa nello spazio, con questo soffio poetico. Maderna aveva queste capacità. Quando ero lì al lavoro e capivo cosa stava succedendo, mi arrivò una telefonata di un collega, mi disse, ma hai sentito il disco che hanno preparato? E il disco è quello lì. No, benemerita casa editrice che ha prodotto una cosa pressoché difficilmente vendibile, no? L'elettronica di Bruno Maderna. Però c'è chi segue tutta la parte dell'evoluzione dell'elettronica in Italia e anche all'estero. Ma cosa è successo? Primo, il tecnico si era sbagliato e aveva riversato il segnale in un modo non corretto e quindi aveva raccolto troppo rumore. Non ve l'ho fatto sentire, ma era molto rumoroso, perché aveva confuso l'equalizzazione. Secondo, e andando a fondo a questo, avevo capito come si poteva procedere. Secondo, i tecnici a cui la casa editrice ha affidato il restauro hanno sentito tutto questo rumore gigantesco che c'era e non si può vendere una cosa così. Dobbiamo scavare il rumore. C'erano allora dei sistemi molto potenti di sottrazione spettrale, si dice, che venivano negli Stati Uniti perché li usavano per la voce e per il cinema. E loro aggredirono la traccia sonora al punto da sfigurarla. Ma morale, quella traccia sonora, quella che è finta su YouTube. Quindi se voi andate su YouTube sentite Bruno Maderna completamente sfigurato, mentre l'originale Rai che avete sentito prima non lo riconoscete, non c'è e neanche Shazam, il mago, ve lo può restituire. E ho finito. Bene, ringrazio i professori e diamo avvio adesso ad un momento di dialogo. Vorrei qualche considerazione. Nel frattempo, se qualche studente o qualcuno in sala dovesse avere delle domande, prego di alzare la mano, così magari raccogliamo una serie di spunti, considerazioni o domande, appunto, a cui poi risponderanno i relatori e il professor Luigi Verotarca, che entreranno adesso in dialogo. Dunque, io non ho propriamente una domanda, vorrei riprendere qualche
qualche filo conduttore tra i vostri interventi e sì, lanciare una suggestione forse più che una vera e propria domanda. Mi colpiva all'inizio dell'intervento del professor Troncon l'affermazione che effettivamente la musica è un linguaggio, no? E potremmo dire come una musica cambia ad ogni esecuzione, così il linguaggio varia a seconda delle occorrenze, no? Quindi c'è questo parallelo che poi potremmo riportare anche quando parlava della questione del rapporto tra componente armonica e cultura, che associo ad una lingua che evolve, perché il processo, immagino di aver inteso correttamente, non va inteso come un processo a senso unico, ma come un processo dinamico, in cui la componente culturale, faceva l'esempio della messa in si minore, agisce sulla componente armonica e quindi sulla musica intesa, diciamo, in tutte le sue componenti. E abbiamo poi parlato, il professor Orcalli apriva il suo intervento così, di salto epocale, di questo avvento della tecnologia intesa in un senso però appunto contemporaneo, potremmo dire, nella musica. Ecco, questo salto epocale però mi pare, seguendo i vostri interventi, non è ancora arrivato a scalfire l'immediatezza della bellezza. Nel senso, il professor Troncon diceva all'inizio del suo intervento, e quasi appunto anticipando la conclusione, noi la bellezza la conosciamo benissimo. Abbiamo un'idea molto chiara ed immediata di bellezza. E così anche nella considerazione filosofica che faceva il professor Orcaglia all'inizio del suo intervento, quando citava Hanslick da un lato e Liszt e Wagner dall'altro. I romantici ammettono il brutto in quanto immediatamente bello, no? Potremmo dire forse così. L'accordo dissonante viene però percepito e compreso, e deve essere compreso come bello, perché l'umano ha questa capacità di, in fondo, arrivare alla volontà di un compositore per seguire il suo ragionamento. Allora, io volevo chiedervi, riprendendo il vostro ascolto, come si educa all'immediatezza della bellezza? Come, pensando che questa perfezione tecnologica arrivi all'imitazione perfetta, possiamo essere in grado di dire Beethoven avrebbe fatto diversamente? Come è possibile affinare i nostri sensi? Ecco, se c'è pericolo che questi vengano attaccati, questo lo chiedo anche a voi di nuovo. E niente, io chiuderei qui la mia domanda, spunto, e lascerei la parola per un giro di considerazioni. Se invece qualche studente, qualche studentessa, ecco, qualcuno in sala ha già una domanda, le raccogliamo magari ora. Prego. Diritti. Ogni volta che si creano o si identificano delle situazioni nuove. No, no, è che mi emoziono con questo. Si sente? Adesso sì. Che tutte le volte che ci sono delle situazioni nuove, siamo lì che discutiamo del oh mamma mia, stiamo distruggendo l'umanità, stiamo distruggendo... per dire, la volta che è stata inventata la fotografia, una delle polemiche più grosse è stata quella del adesso come faranno i pittori? Cioè, abbiamo sempre paura che qualche cosa che di nuovo, che avanza, che in qualche modo prende le veci o riesce a sostituire parzialmente l'opera umana, sia un qualche cosa che ci renderà inutili, cioè, con cui dovremmo necessariamente combattere. Io credo che dopo, almeno per quanto riguarda l'escursus storico che possiamo analizzare tutti quanti, ogni volta c'è
questa problematica e ogni volta viene superata sempre nella stessa maniera. Cioè, l'essere umano ha di per sé una capacità creativa che è assolutamente ineguagliabile, d'accordo, ma anche irreprimibile, nel senso cioè, che sia pittura, che sia scultura, che sia musica, che sia linguaggio, tutto il linguaggio è arte e tutta l'arte è linguaggio, per cui è una parte imprescindibile della comunicazione dell'essere umani. Dopo, al di là di questo, tutto all'inizio ha una sua, credo, una sua roboanza, una sua difficoltà nell'essere inquadrato, nell'essere controllato, compresi gli algoritmi. Però credo che la capacità che hanno questi, che hanno sviluppato in così poco tempo, poco relativamente, nel senso che se analizziamo gli algoritmi applicati alla creazione artistica o alla creazione artistica in senso generico, cioè anche delle pitture, che sarebbe stato bello vedere appunto delle vere e proprie opere d'arte create sempre con GPT-3 o ChatGPT che sia, e sono veramente meravigliose e comunque attingono sempre e inesorabilmente da quello che è stato definito anche stasera memoria. Memoria intesa nel senso di quantità indefinita, infinita anzi, di soggetti a cui fare riferimento, di creazioni, di chiamiamoli quadri, pitture, opere letterarie, eccetera, eccetera, e questa è la nostra memoria. Semplicemente l'essere umano non ha, credo, la capacità fisica di poter gestire tutto quello che invece un computer, o meglio, delle reti di computer, perché stiamo parlando di reti, riescono in qualche modo a sviluppare. Cioè attingono da tutto quello che è lo scibile umano e creano un qualche cosa che comunque anche noi utilizziamo come sistema. Cioè io non produco niente da solo, ho bisogno di una cultura, ho bisogno che mi venga messo nella testa e che i miei occhi vedano determinate sensazioni, situazioni, produzioni, tutto che all'interno del mio cervello viene elaborato in un procedimento esattamente uguale a quello che fa ChatGPT. Punto. Adesso non so. Sì, no, sta a me allora. No, io sono d'accordo con lei fondamentalmente. Nel senso, no, ma le spiego perché. Lontanissimo dalla mia visione, cioè la tecnologia è, come dire, sono lì, non si può prescindere. Lontano da ogni forma di voglio dire, la musicologia italiana è stata per molto tempo soggetta a questa posizione che dice lei. Cito un nome per tutti, Adorno, no? La critica costante, severa, luciferina contro qualsiasi, no, contro tutti i mezzi e il degrado generale che i nuovi mezzi avrebbero portato alla cultura, eccetera, eccetera. No, dei due, che l'altro sul cinema è Benjamin, mi sono sempre ritrovato, identificato nell'altro, cioè dobbiamo fare l'analisi delle cose che vengono prodotte, andare a fondo, questo è un gioco quello che ho fatto, ma andare a fondo sulla struttura profonda di quello che ci viene poi proposto, perché altrimenti, no, effettivamente la risposta è, ma ci dà anche il disco. Questo atteggiamento è profondamente sbagliato. Cioè credere che quella sia la soluzione definitiva. No, non lo è, come dice lei, non lo è. Ecco, io però non ho l'autorità né l'autorevolezza per rispondere. Le rispondo con questa frase, che abbiate pazienza, prevedevo, e quindi l'ho tenuta di riserva, che è di uno storico, Harari, che si è occupato con intelligenza del problema algoritmico anche per la musica. E dice questa cosa abbastanza interessante. Dice, se è bello ciò che in effetti risulta tale alle orecchie dell'ascoltatore, e le orecchie dell'ascoltatore è un ascolto storico,
E se il cliente ha sempre ragione, perché deve comprare i CD, YouTube, eccetera, eccetera, se il cliente ha sempre ragione, allora gli algoritmi biometrici, sa che ci sono questi algoritmi che misurano il consenso, se esce nella canzone 10 volte mamma, amore, paf, sale, no? Il gradimento immediato, cioè immediatamente c'è l'emozione, no? Avrà notato che non c'è personaggio televisivo che non dica mi sono emozionato, no? Siamo messi così, allora in questo caso c'è la chance da parte degli algoritmi di realizzare la musica e l'arte migliore di sempre. Ma se l'arte concerne qualche cosa di più profondo delle nostre emozioni e deve tendere ad esprimere una verità che va al di là delle nostre vibrazioni biochimiche, gli algoritmi biometrici potrebbero non diventare buoni artisti. Però ecco qui la risposta anche per lei. Ma neppure la maggior parte degli umani. Questo io ho detto. Cioè ho detto in sostanza che questa situazione generale dell'algoritmica farà, in qualche modo, si muove contro una visione ormai generalizzata per cui tutti credono di poter essere dei creatori unici, irripetibili, e questa è la cultura ed è un prodotto, anche se volete, di una società di consumi appunto di clienti, ma nello stesso tempo, se passa questa visione, allora i veri grandi artisti saranno soffocati da questa massa. Se invece consideriamo che la musica sia qualcosa di più profondo, allora più profondo non mi viene da chat box, non viene da lì, perché appunto il tentativo così facile di andare in profondità nella ricerca di qualche cosa al momento cruciale fallisce, perché la profondità siamo noi, non la possono avere gli algoritmi, perché lei mi dà un algoritmo, io mi metto lì e in qualche modo se ho le informazioni giuste le scrivo la formula. Mi scusi, se posso, la interrompo un attimo giusto per dare la parola agli altri relatori, dopo se abbiamo del tempo può sicuramente intervenire di nuovo per precisare la domanda. Mi scuso, do la parola a Troncon. Sì, do questo stimolo. Allora, la storia è piena sempre di avanguardia, e chi tira avanti e chi tira indietro, no? Allora, l'innovazione nella storia è stata portata a livello di pensiero, no? Pensiamo a tutti gli ismi, no? Inizio secolo, no? Artisti che hanno inventato delle nuove estetiche. Ma insomma, se pensiamo a Artusi e Monteverdi, insomma, è stato citato Hanslick, Wagner, Brahms. Allora, oggi abbiamo che anche la tecnologia pone uno spartiacque, però la tecnologia qui non va vista in questi termini. Cioè non è una questione di dire beh adesso qua moriremo tutti di fame, un po' come quando i cinesi si sono messi a fare i merletti, non è che poi a Burano insomma hanno finito di fare, anzi, il merletto veneziano ha acquisito maggiore valore, no? Allora l'arte è mobile per sua natura, quindi non c'è nessun rischio sotto questo profilo. L'importante è l'atteggiamento che viene colto. E quindi come noi utilizziamo la tecnologia per innovare l'arte, questo è il punto, perché comunque è impossibile andare indietro, no? Ma è proprio sul concetto di bellezza comunque che bisogna ragionare, perché abbiamo dato l'idea di una completa liquidità e variabilità, cioè da quello che abbiamo detto praticamente è impossibile dire che esiste un bello. Però, adesso introduco un concetto forse teologico, ma se tutti abbiamo l'idea del bello, com'è possibile che non sia possibile che esista il bello? Allora, rovesciamo un attimo la questione. Nessuno nega che ognuno ha un'idea di bello e nella storia c'è stato, però oggettivamente esiste una componente collante. Io dico, dal punto di vista artistico non posso pensare che non ci sia questa idea, perché l'artista crea per comunicare, non per pensare, fa uso del pensiero,
ma poi l'opera artistica è un'opera pratica, cioè il musicista poi compone una musica che deve entrare in empatia, cioè deve comunicare non il sentimento, ma se un brano musicale non suscita alcunché, il compositore, diciamo, è fallito. Allora, dove risiede? Cioè, in sostanza c'è un invariante dove il bello risiede. In fin dei conti gli antichi l'avevano inquadrato nella proporzione, no? Quindi la sezione aurea rappresenta, in fin dei conti non ci avevano tanto sballato, cioè nel senso che non è che se io faccio un quadro astratto non è bello perché non rappresenta, cioè il cubismo non è bello perché non rientra nella quadratura greca. Allora dove sta il concetto di bello? Appunto c'è un quid che va ricercato, e quello che voglio dire non è che io lo so che posso insegnarlo, ma quello che dico è che ogni artista ce l'ha. Cioè, ogni vero artista ce l'ha. E poi che usi la tecnologia o che non la usi, cambia relativamente. Di fatto, però, se non siamo pronti alle innovazioni, rischiamo di essere sommersi. Qui c'è un problema di gusto, direi, no? Perché qui il brutto ormai equivale al bello, perché così come le stupidate che si sentono in televisione, si leggono sui giornali, equivalgono alle verità. Giusto? Ormai qui viviamo in un mondo dove è veramente difficile capire le cose. Allora qui possiamo utilizzare anche quello spunto che ci viene dai discorsi di oggi per ragionare su un concetto di bellezza artistica, no? Di verità artistica, che deve essere ricercata, quindi è uno stimolo anche morale quasi, no? Abbiamo il dovere di cercare il bello, cioè, questa è la dimostrazione, e la tecnologia ce lo insegna, perché facendoci sentire le schifezze che vi ho fatto sentire prima ci fa capire, no? Quando Mozart, Beethoven, sì, ma anche andando a compositori Maderna, no? Loro avevano raggiunto un'idea di bello, ecco, e poi come invece formatore devo anche formare una nuova generazione che è in grado di tramandare le cose, no? Quando vedo le chiese bruttissime moderne, le paragono con quelle che facevano una volta, mi viene in mente, ma cos'è successo qua? Che gli architetti sono tutti diventati deficienti? Ma com'è possibile che ci troviamo delle bruttezze mostruose in giro quando fino a secoli fa eravamo attrainati da opere immortali? Cioè, allora, non vorrei che facessimo la stessa cosa. Abbiamo un dovere di vivere nel bello, cercare il bello, produrre il bello, insegnare il bello, ecco. Anche se poi una definizione non ce l'avevo mai, ecco. Bene, professore, le giro la parola. Diamo la parola al pubblico. Va bene. Molto grazie. Vi ringraziamo, penso tutti, per questi belli interventi e come si intrecciano con la filosofia. Il discorso, io lì esplodevo perché sono un appassionato di musica, svelare i meccanismi di Shazam è stato molto divertente. Si poteva anche pensare che funzionasse contro questi intervalli, queste intensità, quindi ecco, però vengono fuori anche realmente i limiti di tutto il discorso, che secondo me è molto limitato. Sarò io stupido perché io mi devo instupidire per capire le cose che dico, ci riesco nel momento in cui riesco a capire, ecco, la mia memoria è limitata. Pensavo, una suggestione, avete visto il film Hair, lei, in cui questa persona praticamente trova una compagna virtuale, la funzione è proprio totalmente limitazione, che penso sia una parola chiave nel senso produttivo e passivo della produzione artistica, perché fa parte anche di un'attività, ecco, proprio di poetica, di forza creatrice, mentre c'è pure limitazioni, insomma, come quella che abbiamo visto. In questo senso io ho pensato allora, l'intelligenza artificiale che ci aiuta a risolvere dei problemi secondo quelle che sono ovviamente però tutti quegli input che stiamo dando noi umani, cioè io li vedo un po' come se noi stessimo industriando, mettendo diciamo a scuola un'imitazione della nostra intelligenza, cioè ed è arrivata a un certo livello. L'intelligenza artificiale sviluppa degli utili che arrivano a questi livelli, ossia la produzione del brano hip hop, quello che è stato, faceva sì, però era parimenti a un prodotto medio che ascoltiamo così ovunque. Quindi è stato molto interessante, però giustamente
si è detto potete anche evitare di farlo, lo facciamo fare alle macchine. Però ovviamente là il giro di affari inizia a cambiare, bisognerebbe rimodellare il tutto, come ci sono le macchine che vanno all'energia elettrica, però ancora utilizziamo il petrolio. Dobbiamo solo organizzare e capire come andare avanti. E quindi tutto quello che noi stiamo dando e dicendo è una questione che dipende solamente dall'umano. Questo abbiamo capito, credo, che nel senso tutti questi stimoli li stiamo dando noi, li stiamo instillando noi in questi magazzini di memoria, eccola, in cui l'umano ha creato un umano che sta funzionando e dando dei compiti che magari noi non vogliamo svolgere più, che in parte non ci vogliamo più occupare di queste cose, oppure vogliamo cambiare il modo spaziale degli archivi, perché non possiamo stampare carte, non possiamo fare tutto questo. Però ecco, e lancio qui e chiudo, però forse, e questa è una provocazione, nel senso che pensiamoci a questa cosa, forse non è anche, siccome la critichiamo pure, perché abbiamo criticato il pezzo che è stato imitato, abbiamo visto i limiti di Shazam, perché non ce la fa, perché dobbiamo dargli noi il dato, non è che forse l'intelligenza artificiale, imitando il nostro format di intelligenza, ci sta anche facendo capire come siamo un po' ridicoli, oltre che molto bravi? Anche molto stupidi, perché ci atteggiamo sempre a dire l'intelligenza, adesso l'intelligenza artificiale, sapete che negli ospedali adesso in Cina la stanno utilizzando, le previsioni, le diagnosi vengono fatte in 2 giorni, prima ci volevano 3 settimane Capite dove è il problema etico reale, anche della creazione, del bello, bisogna educare al bello. Cioè si educa e si tramanda solo quello che è importante per noi come valore, del tempo nel tempo e ritmo insieme, sincronia, vivere insieme è un valore che tramando. Ma forse noi esseri umani siamo solo un po' stupidi, stiamo vedendo da fuori quanto siamo stupidi e ne siamo anche un po' indispettiti, secondo me. Grazie. Molto stupidi. Volevo dire un concetto, una cosa molto importante: la macchina non riesce a fare una cosa essenziale, cioè pensare all'intelligenza come un riproduttore. È questo, la grande opera artistica, no? Si basa su un'intuizione, usiamo questo termine un po' desueto, però cosa consiste? Nel fatto che la grande opera va dove la logica non ti porta. Questo ancora la macchina non riesce a farlo, però stanno studiando per cercare di farglielo fare. Però è qui la grande differenza, perché le musiche che abbiamo sentito sono scontate, appunto perché imparano da una banca dati e rielaborano. Invece l'artista, il vero atto creativo, consiste in un quid di più. E secondo me è lì la bellezza. La bellezza consiste in quel quid, cioè quella differenza che c'è tra quello che abbiamo sentito, no? Tecnicamente perfetto, e l'opera invece dell'ingegno imprevedibile, fuori dalla regola. Quel quid lì, secondo me, è bello. Naturalmente è una mia idea. Sì, se c'è qualche altro intervento in sala. Sì, Eugenio. Appunto che usa degli schemi logici, come ha detto lei, per imparare, però non è capace di sintetizzare la capacità di emozionarsi, no? Perché è anche le emozioni al plurale sono connessi appunto alla intuizione e quindi anche alla memoria, perché anche le emozioni strutturano anche le nostre memorie e danno un'impronta, un'identità unica alla nostra storia, quindi alla nostra esperienza, che si diceva prima. Questo un'intelligenza artificiale non sarà mai in grado di riprodurre, quindi anch'io vedo l'utilizzo della tecnologia, dell'intelligenza artificiale più come uno strumento, e così dovrebbe essere, che amplia le possibilità della diffusione, del modo di creare, di essere creativo dell'essere umano, però chiaramente abbiamo la responsabilità di come la usiamo. Non possiamo delegare le scelte importanti di responsabilità a un algoritmo. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità in base appunto al nostro ascolto storico. Ecco, per questo anche vi ringrazio. Bene, grazie. Se non ci sono altre domande dico 2 parole. Io
Innanzitutto sono molto contento, nel senso che mi pare che ci sia stata più filosofia in questa serata che in tanti interventi filosofici, non dico del nostro festival, ma di tante conferenze, convegni e seminari che sento. Questo è molto importante. Non c'è il tempo neanche per dare, non dico dare delle risposte, che sarebbe fuori luogo, ma interloquire seriamente. Quindi pongo anche qualche altro problema nell'ottica che dicevo prima, cioè magari di incominciare a creare un terreno di questioni che potrà magari essere sviluppato anche con una certa continuità nelle forme che vedremo. E questo è il problema della tecnica, no? Dei limiti della tecnica, eccetera. Introduco solo questo altro elemento. Si parla per esempio dell'uomo e la macchina. Spesso c'è l'idea di dire: riuscirà la macchina a imitare adeguatamente l'uomo? E poi si cerca quel punto magico che la macchina non potrà mai imitare, l'intuizione, eccetera, eccetera. Ma il problema è che nel rapporto tra l'uomo e la macchina l'inadeguatezza non è della macchina, è dell'uomo. Noi non riteniamo l'uomo adeguato a quello che noi vogliamo. E per superare l'uomo mettiamo in piedi tutte le macchine che ci consentono di andare al di là dell'uomo. Il problema dell'intelligenza artificiale, ne parlavo l'altro giorno all'Università di Brescia in un convegno dedicato a questo, a queste cose, è una battuta, la propongo appunto non come una verità, ma come un motivo di discussione. Intelligenza artificiale. Noi siamo molto preoccupati dall'artificiale, ma il problema è l'intelligenza. Il vero guaio dell'umano è l'intelligenza. Anthropozon, logon, econ. L'uomo che possiede il linguaggio, cioè che è posseduto del linguaggio, cioè che è mentecatto, con la mente catturata dal linguaggio. Facciamo un salto alla bellezza, sto buttando lì si potrebbe dire: ma che cos'è la bellezza se non in fondo l'esperienza del bello universale, di ciò che piace a tutti? Quando tu senti un brano musicale sei preso, poi ti piace di più questo, eccetera. E la grandezza della musica, è stato detto, è proprio il fatto che è un'universalità che non va per concetti, per parole, per interpretazioni, dove poi per storie, dove poi ci si contrasta, ma per una immediata fruizione. Poi sappiamo che anche qui l'immediatezza è tutta da vedere, però è vero che quando uno sente un grande colpo di musica lo sente fisicamente come una sberla, ma lo sente bello. È bello perché? Perché questo bello recupera anche tutto il dolore della vita umana. Quando noi vediamo Gesù crocifisso e deposto dalla croce in un quadro, noi diciamo che bello, ma non è bello il fatto che abbiano crocifisso Gesù, è bello quello che ci viene detto. Ok. Fate un po' queste premesse, allora vorrei proporre anche qui come spunto di riflessione che poiché oggi il problema non è la macchina ma è l'uomo, Harari, che tu citavi, ha scritto un libro intitolato Homo Deus, ma l'uomo, quella cosa che non sappiamo, cui diamo il nome di uomo, ha come obiettivo, ed è ormai in grado di farlo, non di riprodurre una macchina che sia in grado di riprodurre l'uomo, ma di creare ex nihilo le forme di vita sulla Terra, ex nihilo. Rispetto a queste forme che noi ormai la tecnica si accinge a creare, l'uomo è inadeguato. Günther Anders lo diceva nel 1954, l'uomo è inadeguato. L'uomo non è più un modello per la macchina, è l'uomo che dovrà arrancare per portarsi ai livelli di ciò che l'Homo Deus sta progettando. Allora, se questo è vero, e se è vero però anche che c'è quest'idea del bello dell'universale metalinguistico, metaconcettuale, quindi metaumano, allora il problema è che forse il bello del quale che oggi stiamo cercando è quello del compositore, che è il compositore della vita sulla Terra. Il compositore della vita sulla Terra oggi sta facendo una cosa bella o no? C'è
una musica bella che noi sentiamo nella vita sulla terra emergere o non la sentiamo in questa cosa? La guerra in Ucraina, che stiamo combattendo noi in Ucraina, è un accordo dissonante messo dentro, come mette Bach nella Passione di Cristo, nella Passione, per farti poi giungere alla liberazione musicale o no? Questo è il vero. L'Homo Deus, il creatore della vita sulla terra, ci sta facendo questi accordi dissonanti. Noi ci chiediamo come si risolve questa dissonanza. Sono solo spunti di riflessione. Grazie per questa bellissima serata, direi veramente filosofica. Grazie davvero. Allora, chiudiamo questa serata. Mi permetto di ricordarvi i prossimi appuntamenti. Vi ricordo i prossimi appuntamenti dello Young Thinkers Festival. Domani mattina ci troviamo qui alle 8 in Fondazione Cassamarca per la mattinata dei giovani pensatori, durante la quale gli studenti degli istituti superiori presenteranno le loro relazioni sul tema della bellezza, quindi tutta la mattinata vi aspettiamo ovviamente. E nel pomeriggio alle 17 la docente di estetica Roberta Dreon discuterà alcune domande sulla bellezza con Francesco Papparella, Nicolò Zanette e Andrea Rando, e quindi appuntamento anche a domani pomeriggio. Vi saluto e ringrazio ovviamente Paolo Troncone, Angelo Orcalli e Luigi Verotarca.